Ripartiamo dalla voce, il podcast della Federazione Italiana Teatro Amatori. La magia delle voci. Andrà tutto bene. Sta frase la avevamo sentita spesso ultimamente a causa di un bao malefico, un virus. E lo chiama Covid-19, che ha messo il mondo in quarantena. Siamo in quarantena. Andrà tutto bene. Ma di cosa avevamo veramente bisogno perché questo accada? Tutto trova la sua pienezza. Se ricapitola, se riassume in sta parola. Amarsi. Però che c'è una cosa da dire, che il tempo passa. E il problema fondamentale dell'umanità, da 2000 anni a sta parte, è rimasto sempre lo stesso. Amarsi. Solo che adesso è diventato più urgente. Molto più urgente. E quando un po' sentimmo ancora ripetere che dovevamo amarsi l'un l'altro, sapevamo che ormai non ne resta più tanto tempo. Dovevamo far presto. Femo presto ad amare, perché al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore. Perché non esiste amore sprecato e perché non esiste una emozione più grande di quando sentimo di essere innamorati e che la nostra vita dipende in tutto e per tutto da un'altra persona, che non se bastemo a noi stessi. E perché in tutte le cose, anche quelle inanimate come le montagne e il mare, le strade, di più è il cielo, di più è il vento, di più le stelle, le città, i fiumi, le piere, i palazzi. Tutte ste robe che de per sé le voie, indifferenti, tutto un colpo quando le guardemo le se carica del significato umano e le ne attira, le ne commuove. Perché? Perché le contiene un presentimento d'amore. Sì, anche le cose inanimate, perché a infassare tutta la creazione è l'amore. Perché l'amore si incastra col significato di tutte le cose. La felicità, sì, la felicità. Piuttosto della felicità, cerchela tutti i giorni, cerchela in continuazione. Anzi, chiunque mi sta ascoltando si metta in cerca della felicità adesso, in sto momento, perché la se lì, la gavi, la gavemo, perché ne la gadà a tutti, e ne la gadà in dono quando erimo piccoli, e ne la gadà regalà in dote. E sarà un regalo così bello che lo gemmo sconto, come fa il can con l'osso quando lo sotterra. Molti di noi altri lo sconto così ben che non si ricorda dove lo ha messo. Ma lo gavi, lo gavemo. Guardai in tutti i ripostigli, i scafai, i cassetti, i comodini che cavi dentro il cuore. Vedari che la vien fora, la ghesè, la felicità. Provai a voltarve de scatto, magari la ciappè de sorpresa, ma la ghesè, la zelì. Dovemmo pensarghe sempre alla felicità. E se anche ella qualche volta la se desmentega de no altri non dovemmo desmentegarsi di ella fino all'ultimo giorno della nostra vita. Non dovemmo aver paura neanche della morte. Guardate che è più rischioso nascere che morire. Non bisogna aver paura di morire, ma di non cominciare mai a vivere davvero. Saltemo dentro all'esistenza, adesso, qua. Perché se non trovai niente adesso, non troverai niente mai più. La quale eternità dovemmo dire sì alla vita, dovemmo dire un sì talmente grande alla vita che sia bonde contenere tutti i no, perché alla fine delle ciaccole avremo capito che non sapemo niente e che non si incapisse niente, se capisse solo che l'è un gran mistero e bisogna prenderlo come che l'è e lasciarlo stare. Perché la cosa che fa più impressione al mondo è che la vita va avanti e non si capisce come che la fa, come fala.
come fale a resistere? Ma come fale a durare così? L'è un altro mistero che nessuno ha mai capito, perché la vita, se molto depide quello che podemo capire no altri, per questo la resiste. Se la vita fosse solo quello che capimono altri, la saria finita da tanto tempo. No altri lo sentimo che da un attimo all'altro ne potrebbe capitare qualcosa di infinito. E allora ognuno di noi altri non resta che una cosa da fare: inchinarsi, ricordarsi di fare un inchino ogni tanto al mondo, piegarsi e inginocchiarsi davanti all'esistenza. Allora sì, forse andrà tutto bene.